Musica, cinema, teatro, cosa ti manca adesso? Una bella partita di pallone, bella, tranquillo, però c'ho un po' di pancetta. Mi manca molto il calcio adesso perché il lavoro mi porta via le partite più belle di calcio che non riesco a vedere perché quando giocano di solito sto in teatro. Per cui mi manca in questo momento qua un po' di pallone, vorrei fare una bella partita di calcetto tranquillamente. Beh, io penso che ogni artista napoletano ami questi due artisti. E io amo Edoardo per il teatro, perché ho conosciuto il teatro di Edoardo, ho le cassette, quindi Totò da vivo diciamo, non l'ho conosciuto, però Totò insomma, fa parte della mia vita quotidiana, mi vedo tutti i suoi film, conosco le sue battute a memoria, sono due personaggi storici napoletani, per cui il rapporto che hanno tutti i napoletani con questo tipo di artisti ce l'ho pure io. Cioè, io con la trasgressione ho un rapporto che non lo so, onestamente. Può darsi che sono uno che trasgredisce, però che non lo sa. Boh, non so quando trasgredisco e quando sono normale. Magari anche una cosa quotidiana. Può essere pure, può essere pure. Più giorni passano, penso, e più uno poi trasgredisce, proprio perché poi c'è la noia, quindi trasgredire qualche volta significa pure non annoiarsi. Beh, se la domanda è per dire ci sono gli attori di sceneggiata e gli attori teatrali, potrebbe essere interessante come domanda, però secondo me l'attore di sceneggiata è l'attore teatrale, perché la sceneggiata l'hanno sempre considerato un teatro di serie B, ma io attori grandi come ho conosciuto nella sceneggiata penso che in teatro ne ho conosciuti pochi. No, io penso che quando uno non ha la presunzione di dire io faccio il regista, allora lo può fare. Io non ho questa presunzione. Io ho fatto il regista di una cosa mia, ma non facendo il regista, perché io non sono un regista. Fare la regia è una cosa molto importante, troppo importante per un film. Però quando tu hai una tua idea e che gli altri non riesci a trovare negli altri l'idea che hai fatto tu, allora dici io questa idea la voglio fare e la faccio. Però io non voglio essere Hitchcock da grande voglio essere Nino D'Angelo, io sono un cantante napoletano soprattutto, che la gente mi ha amato anche come attore di film di cassetta, mi ha amato come personaggio televisivo, mi ama, non lo so il perché, per quale motivo, però se c'è questo interesse verso di me significa. Cioè, ma la musica napoletana è sempre, passato e futuro, ci sarà sempre. Io penso che la musica napoletana, noi napoletani dobbiamo essere orgogliosi di essere figli a questa musica. Certo, perché per noi giovani autori scrivere una bella canzone è sempre più difficile, in quanto hanno scritto già tutti quelli che sono venuti prima di noi, perché io dovrei avanzare non si può scrivere di più, Reginello non si può scrivere di più. Quindi siamo un po', partiamo un po' con un handicap verso il successo come autori. Però la canzone napoletana, girando il mondo, mi sono accorto che è molto più importante di quello che possono pensare i napoletani stessi. Che la canzone napoletana ha fatto la fortuna di grandi artisti come Pavarotti, come Bocelli. Questi grossi artisti italiani famosi nel mondo sono famosi grazie alla canzone napoletana. Non è vero, perché io ho sempre il biglietto di ritorno in tasca, tutte le settimane. Io penso che nella mia vita ogni anno, su 365 giorni, 250 li passo a Napoli. Quindi ho la famiglia a Roma, perché non per colpa mia, ma perché Napoli allora ha deciso così, non è che ho deciso io di andare a Roma. Se vuoi crescere, purtroppo questa è una città che non ha, per emergere non ti dà tanta possibilità e tante volte devi andare via per riuscire ad emergere di più. Per essere napoletano non significa vivere a Napoli, ci sono degli emigranti che ho conosciuto in tutto il mondo che amano Napoli più dei napoletani, anzi i veri napoletani sono quelli che la vivono da lontano, perché la amano ancora Napoli. Ma nel mio cuore io sono napoletano, io penso che sono l'artista che la può rappresentare di più proprio perché io so accesso solo napoletano, non so accesso in altra maniera, per cui non mi sforzo. Facendo il napoletano sono me stesso, non facendolo non sono me stesso. Io penso che napoletano si nasce, non si può cambiare. Io sono uno che è nato a Napoli e porto questa città in due cuore.
Canto napoletano e mi vanto, sono orgoglioso, lo voglio essere, lo sarò anche se ci sarà un'altra vita, perché non so essere in un altro modo, non so se poteva essere di un'altra nazione io, ma come ho detto prima, i napoletani sono quelli che l'amano Napoli, non quelli che vivono, che si stanno in casa, perché ci stanno i napoletani in casa e poi la maltrattano, non la amano, quindi è meglio che se ne vanno, no? Ma io penso che Nino D'Angelo non lo è mai stato neon, sicuramente, però ne ha visti di neon, per cui ha potuto scrivere questo personaggio. Però Neon è un personaggio che non è un cantante, non è un attore, è uno che si crede di essere qualcuno e chissà quanti ce ne stanno di questi qua, no? Nino D'Angelo diciamo, potrebbe essere, Neon potrebbe essere l'esagerazione di qualche pezzo di Nino D'Angelo fatto tanti anni fa, ma come esagerazione. Ma sicuramente Nino D'Angelo era uno che, almeno penso che sapeva cantare, era uno che aveva scritto pure delle canzoni per degli altri artisti, aveva fatto la sceneggiata, quindi Neon è un personaggio come il film in effetti che ho voluto fare, è un personaggio che già sta, un film è un film che già sta, è un film tutto basato sull'ironia, voglio dire, e ce n'è dell'ironia, insomma, chi ha visto il film, poi c'è sta chi l'ha potuto capire, chi l'ha potuto capire meno, perché tu oggi per farti capire da tutto devi scrivere una canzone che o ti fidanzi con una ragazza, lei ti lascia e se ne va e tu ci fai la pace. Queste sono tutte le canzoni d'amore che sì. Io già le ho scritte tutte, penso che ci siano 300 canzoni d'amore. Oggi tendo ad essere più grande come persona, più grande perché sono più grande, perché quando io scrivo delle cose ce n'avevo 20 anni, oggi ne tengo 43, per cui prima parlavo con i miei coetanei, adesso parlo con i miei coetanei, però parlo pure con i figli miei, per cui ho una grande responsabilità oggi a parlare, a scrivere e dire delle cose. Per cui poi ho altre esigenze, oggi mi sento più maturo, sono cresciuto e quindi ho voglia di dire altre cose. Poi si può parlare anche d'amore, te l'ho detto anche prima, in modo un po' più intelligente, insomma, non è una canzone d'amore adesso a forza che uno se ne va è nata bene, può essere una canzone d'amore, l'amore si può avere per una donna come si può avere per un albero, come si può avere per qualsiasi cosa. Un saluto agli amici di Hit Napoli 78 da parte di Nino D'Angelo.